Il centro Alessandro Sinatra sorge nel villaggio di Vanaprastha, nei pressi della città di Bangalore, nel sud dell'India. Il centro ospita bambini abbandonati, orfani, figli di carcerati. Per loro stare a Vanaprastha significa vivere, trovare una casa e il calore di una famiglia. L'associazione Amici di Ale è nata nel maggio 2000 per volontà di un gruppo di persone che hanno inteso in tal modo continuare l'opera di volontariato e beneficenza iniziata da Alessandro Sinatra, un giovane agrigentino, pilota dell'Alitalia, deceduto in un incidente stradale il 17 gennaio 2000. L'associazione propone l'adozione a distanza e l'assistenza all'infanzia abbandonata. L'adozione a distanza non è carità o aiuto passivo, ma l'unico modo che permette ad un bambino di vivere con l'aiuto e l'interesse di un'altra famiglia, la tua, per esempio.